Buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo anche questa mattina la pagina dell'approfondimento di Telepadova 7 Gold, a cura appunto della redazione. Come ogni giorno, due sezioni della nostra trasmissione e due ospiti da conoscere anche in questa giornata. Il primo ospite a cui diamo il buongiorno è Deborah Basei, un'artista. Ben trovata. Grazie, buongiorno. Artista coneglianese, già trovata in passato, un paio d'anni fa più o meno ci siamo visti per parlare appunto di una sua esperienza che era quella, ci eravamo conosciuti, all'epoca appunto c'era Conegliano Città Pulita, giusto? Esatto, Ricrearti. E Ricrearti era la specifica. Cosa c'era di questa ricreazione in particolare? Sì. Ricrearti, abbiamo presentato Ricrearti, che è il mio progetto di formazione e inserimento lavorativo, tutto nell'ambito del riuso creativo dei materiali, attraverso i quali diamo vita appunto a creazioni del tutto originali, riciclando i materiali che le aziende buttano o che le persone insomma buttano. Ecco. E noi con questo progetto cerchiamo di reinventare e cercare anche di creare un inserimento lavorativo, insomma. Ecco, è un progetto questo che ha camminato, diciamo, Sì. in questi 2 anni, e come? Sì. Perché proprio all'epoca era agli albori. Come Sì. è cresciuto nel frattempo? È cresciuto bene perché ha trovato poi spazio all'interno di una villa veneta che è la sede dell'Istituto GRIS, dove condivido diciamo, questa iniziativa con l'associazione Il Pesco di Mogliano e appunto con la presidente Giuliana Tocchet, che è incredibile, nel senso che ci siamo subito capite in quali fossero il mio intento, soprattutto per quanto riguarda questo progetto, e lì dentro abbiamo portato insomma tutti i materiali, abbiamo coinvolto le persone, abbiamo sistemato gli spazi a disposizione e vecchi mobili che dovevano essere buttati sono stati decorati con l'aiuto di tutti e abbiamo creato veramente un buon posto per stare insieme, per provare a fare qualcosa di nuovo e quindi anche ricrearsi veramente anche dal punto di vista morale, insomma, quindi sia persone che materiali. Insomma. Sia persone che materiali, esatto, sì. E poi il progetto è condiviso anche con una cooperativa sociale Onlus che è nata nell'ambito dei progetti di formazione che ho tenuto e lì dentro insomma ci sono persone senza occupazione che hanno voglia di reinventarsi e quindi uniamo sia l'aspetto sociale che poi anche una cosiddetta produzione in modo che possiamo aiutare le persone che non lavorano più a ricostruirsi insomma un po' il futuro in un certo senso, anche in maniera giocosa, creativa, così. Non c'è nulla che non possa essere ricreato. Tutto può essere ricreato, tutto, dagli oggetti al materiale, anche alle persone. Sì, poi noi insomma lo vediamo che fa bene il nostro progetto perché ci dà vita, no? E quindi anche quando ci sono persone un po' giù, perché poi all'interno dell'associazione spesso vi accedono proprio persone che o hanno perso il lavoro o che sono in depressione perché è successo qualcosa di brutto nella loro vita e insomma creando ci si condivide e quindi fa bene, insomma, ti toglie dalla solitudine e poi comunque seguiamo anche delle persone che hanno veramente dei problemi, tipo c'è un signore che viene da noi che si chiama Gianni e povero lui per colpa di una malattia ha perso completamente la memoria, l'uso della parola e quindi non si ricorda i termini, quindi non riesce a comunicare, però sicuramente quando stava bene era un gran lavoratore e aveva un'attività tra l'altro, quindi poi si è ritrovato spiazzato completamente e viene tutte le mattine, noi siamo il suo riferimento, quindi viene lì perché lui non ti capisce, però quando tu gli spieghi cosa deve fare, diciamo, lui lo intuisce, lo capisce e si concentra su fare quello e per lui è un modo anche per passare il tempo e altrimenti sarebbe rimasto a casa a dormire perché comunque poi la società non ti permette di essere reintegrato, invece lì per fortuna ha trovato una famiglia, c'è una famiglia. Ecco, no? e questo permette anche di capire un attimino quali fossero le sue attitudini, cioè diciamo certo, sì, la manualità. La manualità, la manualità, la precisione, sì. Bellissimo, poi lui il metodo, quindi sì, e l'energia che aveva, e non perde un minuto di tempo, quindi sempre comunque molto presente, anzi si annoia se non dai niente da fare, quindi tu lo percepisci, quando hai capito quali sono le sue potenzialità che comunque sono rimaste, al di là del fatto che non riesce a comunicare perché non ricorda nulla, insomma riesci
capisci, fa parte comunque del tuo progetto e quindi fa parte, ha il suo modo di parlare, di comunicare, tu lo segui, visto da un certo punto di vista, spesso diciamo sembra incomprensibile, però poi a forza di starci insieme, insomma, riesci a capirlo, diventa anche un po' surreale poi, no? Perché io poi la vita la vedo sempre artistica per un mio modo di essere, quindi qualche volta sembrano proprio dei discorsi dadaisti, surrealisti, perché hanno parole che no, però in realtà l'importante è che tu lo riesca a comprendere e questo modo di vedere le cose ti permette anche di non vedere più in lui solo la malattia, ma come anche comunque, sempre con il massimo rispetto, anche un modo alternativo di comunicare, no? Di vedere, di essere, ecco, quindi... Ecco, questo è il bello del progetto. No, infatti mi sono permesso di approfondire proprio per questo motivo, perché sì, fa capire che sostanzialmente, e lo capiremo poi meglio anche da altri esempi, non c'è materiale che non possa essere poi ritoccato e rivisto in chiave artistica, ma al tempo stesso appunto anche nelle stesse persone c'è questa ricerca che voi in qualche modo volete effettuare. Certo, c'è la ricerca delle potenzialità. E poi bisogna, quando riesci a coglierle, insomma, tutto quello che può essere visto come un difetto diventa un pregio. A qualsiasi età o che età? No, qualsiasi età. Sì. Tra l'altro, sia qualsiasi età, beh, noi adesso all'interno del PESCO, di questa associazione, condividiamo con persone magari di una certa età, nel senso che poi ci sono anche altri progetti che segue la Presidente relativi al problema dell'Alzheimer, eccetera, quindi sono un po' anziani. Però questo non toglie il fatto che io segua anche dei progetti di formazione, condividendoli con i bambini, quindi nelle scuole, piuttosto che in altri istituti, insomma, quindi il riuso, se questa era la domanda, il riuso, il riciclo, insomma, diventa, va bene per tutti, no? E quindi perché è una filosofia di vita, quindi anzi, ben venga se poi iniziamo con i bambini, perché così stimoliamo la creatività dei ragazzi. Ecco, la bambina Deborah invece da che oggetto era partita, se lo ricorda? Io quando sono partita con il riciclo sono partita facendo borse, ok, le borse piuttosto che i portachiavi, eccetera. Poi abbiamo riciclato di tutto, quindi teloni pubblicitari ritagliati che diventano ancora borse, portachiavi, ma poi siamo passati al riciclo dei vinili, abbiamo visto la carta riutilizzata. E quindi abbiamo i materiali di imballaggio, abbiamo manichini, abbiamo riciclato e trasformato in lampade, poi abbiamo riciclato di tutto. Poi quando abbiamo fatto un allestimento all'interno di Villa Torni dell'Istituto Gris abbiamo proprio anche recuperato vecchi mobili dell'ex pedale e gli abbiamo dato vita, quindi anziché buttarli, insomma, sono diventati dei materiali d'appoggio, dei complementi d'arredo, ecco. Quindi veramente si può riciclare tutto. Ecco. C'è qualcosa che ancora non è stato affrontato? Ancora sperimentato? Non penso. No. Ne ho sperimentati molti, poi non si finisce mai di imparare né di scoprire, quindi mi auguro di trovare ancora qualcosa da riciclare. L'ispirazione da questo punto di vista è originale o c'è qualche artista o qualcosa visto anche in altri paesi, in altre cose che possa aver ispirato? No, la mia, se posso essere sincera, è proprio originale. Anche se qualcuno mi dice tu assomigli a X, per dire, perché comunque il riciclo ormai lo fanno tutti, ma considerato che io sono partita nel 2006 è stato veramente originale. Tra l'altro partiva da una lettera a me stessa, pensate, cioè quindi proprio non c'entra niente con... È partita da una lettera a me stessa che ho fatto un'analisi sulla mia vita e sul fatto che io avevo bisogno di ricrearmi perché le scelte di vita che stavo facendo non erano giuste per il mio modo di essere. Quindi da lì ho cercato di unire poi un concetto artistico della vita, cioè come decontestualizzando la mia vita, cioè il mio modo di essere e reinserendomi in un altro ambiente potessi rinascere. E la stessa cosa ho voluto proporlo sui materiali, li tolgo da un contesto, li inserisco in un altro e li faccio rinascere sotto forma di accessorio in questo caso. E quindi assolutamente non ho copiato, posso dire di essere stata copiata, però va bene, è un classico, cioè, vuol dire che funziono, altrimenti non mi copiano. Quindi sono contenta che ben venga, che le idee siano, il mondo è tutto da reinventare, quindi se posso essere input, ben venga, insomma, ecco questo. L'ambito locale si è un po' allargato da questo punto di vista? Sì, sono nate realtà che fanno questo genere di attività e poi insomma diciamo che se un tempo, 9 anni fa, proponevo io alle aziende di riciclare i materiali, riutilizzarli, adesso chiamano loro.
quindi ben vengano, quindi sì, diciamo sono andata ho fatto le cose molto presto, però poi insomma in qualche modo sono diventata tra virgolette una moda, ecco, e spero di diventare anche uno stile di vita, insomma, ecco. Ecco, stiamo per parlare di una parte invece di lavoro che non riguarda direttamente appunto quanto descritto fino adesso, ma un'altra idea, un'altra iniziativa, sì. Che quando è partita innanzitutto? Diamo prima allora, questa indicazione. Creatura Riposo è partita recentemente dal punto di vista di mettere in pratica l'idea, ma l'idea in realtà è nata 10 anni fa, quando è venuto a mancare mio papà. Quindi diciamo mio papà, che poi è stato fonte di ispirazione per tutto il mio percorso di vita, quindi sia ricrearti, artista ovviamente. Sì, era un artista, sia per quanto riguarda ricrearti e per quanto riguarda tutti i miei progetti, lui è stato una fonte di ispirazione, sono convinta che continua ad aiutarmi, ecco, ognuno vede la vita un po' a suo modo, io lo dico sempre, sono sicura di averlo vicino. E questo progetto di cui parliamo oggi, insomma, è un progetto legato alla mia vita e è un'idea che nasce dal fatto che quando è venuto a mancare ci siamo recati appunto alle onoranze funebri e io avevo chiesto di poter decorare il suo cofano, ma semplicemente perché secondo il mio punto di vista lui aveva il diritto in un certo modo di essere accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno con qualcosa che lo potesse rappresentare e non perdesse insomma la sua identità. E quindi ho chiesto di poter decorare il cofano. Ovviamente mi hanno detto che assolutamente non si usava. Questo 10 anni fa. 10 anni fa. E io mi sono chiesta il perché, cioè, visto che a me sembrava una cosa quasi logica, no? Come quando tu vai a scegliere un vestito, lo scegli secondo la tua personalità, quindi non mi pareva di aver chiesto nulla di... Però probabilmente la tradizione non mi aveva concesso di essere, anzi forse sono stata vista un po' come pazza, no? Ma in realtà per me era normale. Poi è successo che qualche anno, anzi diciamo è venuta questa idea, poi è stata accantonata perché comunque a quel tempo insomma non era possibile se non aver poi personalizzato la tomba successivamente. Invece 2 anni dopo è successa che mentre stavo facendo un'altra cosa, come al solito faccio una cosa me ne viene in mente un'altra, è un po' la mia caratteristica, e mi viene in mente un marchio, una scritta, Creatura Riposo. E dico, ma pensa che bello se tutte le persone che vengono a mancare possono essere avvolte, accompagnate da un cofano che rappresenti la loro vita. E da lì ho preso questa ispirazione, mi è venuta questa ispirazione, mi sono confrontata poi insomma con delle persone. Ovviamente i confronti poi portano a dire, beh, tu sei matta, anche perché quando io sono partita avevo l'idea di personalizzarli tutti in decoupage, cioè con la tecnica della carta alla colla, e decorare il cofano con i diari e le pagine di diario o di un libro letto o le fotografie di un tempo. Allora cosa è successo? Che un giorno d'estate ho chiamato un'azienda che produce cofani e ho chiesto la possibilità di acquistarne uno, mi sono recata sul posto. Per curiosità, sempre della zona del Veneto, del zona, Trevigiano, sì, ecco. Perché per fortuna produciamo ancora cofani qui, non Sì, solo no, all'estero. era per capire appunto anche come nella zona era successo che ti avessero detto no. Poteva anche accadere che appunto aziende della zona avessero lo stesso scrupolo magari. Sì, invece sono andata che poi è sempre una cosa un po' simpatica da raccontare se vista da un certo punto di vista e sempre con il massimo rispetto per gli accadimenti della vita e per quanto si soffra. Allora, invece in quel caso mi sono recata da questa azienda e ho chiesto se potevo acquistare un cofano. Allora al tempo mi ricordo che mi hanno detto, ma serve a te? Ho detto sì, ma non potevo dire che, ho detto guarda, sì, devo fare una cosa artistica. Mi hanno detto, ma quanto grande lo vuoi? Ho detto, guarda, così insomma come me, no? E mi hanno detto, ma non ti sembra un po' presto? Ho detto, beh, sicuramente però devo fare una performance, quindi un po'. Quindi in poco tempo me l'hanno preparato perché la volevo semplicissima per poter essere decorata e al tempo poi mi hanno detto, sì, mi ricordo che poi ho chiamato per chiedere se fosse pronta e questi signori mi hanno detto è la prima volta che ci chiama l'acquirente finale, mi dicono, per di solito non succede, vabbè, quindi è diventata anche una barzelletta. Niente, allora poi siamo andati a prenderlo e invece, e poi tra 1000 progetti, ho finito di decorarlo dopo un bel po' di tempo e avevo messo le pagine del mio diario, poi l'avevo fatta bianca, rosa, molto artistica.
Da lì poi diciamo rimane lì questo progetto. Ok, qualche anno dopo ho detto ma perché non iniziamo un po' a promuoverlo, perché magari questa idea pazza può essere invece può piacere a qualcuno. E c'è stata una condivisione di questa idea con un'azienda di Conegliano, anzi un'onoranze funebri di Conegliano che si chiama Memorial, e con Daniele Marchioni che è il titolare, è un ragazzo splendido che comunque ci siamo capiti al volo e mi ha detto vabbè, promuoviamola, proviamo a fare qualcosa insieme, anche perché al tempo io avevo, il Gazzettino di Treviso aveva pubblicato appunto un articolo sul cofano decorato a mano e sul fatto che lo tenessi a casa, ecco. E poi da là nascono i contatti, quindi questa onoranze funebri, questo Daniele insomma mi ha contattata e abbiamo iniziato a decorare i cofani appunto a mano. Ecco, risulta un primato, tra virgolette, una primogenitura da questo punto di vista o è una se qualcuno forma l'ha già d'arte, fatto. qualcun altro che lo possa aver fatto? Allora, diciamo che se si fa una ricerca si trova già qualcosa, diciamo che non come le nostre però, nel senso che probabilmente il nostro sentire questa cosa molto intensamente, soprattutto da parte mia, perché comunque sono un po' di ideatrice, quindi lo sento, e fa in modo che quando nascono delle creazioni siano veramente l'espressione di un sentire. Quindi tu in giro trovi magari, che so, la solita stampa piuttosto che magari l'incisione, invece le decorazioni così insomma ci danno questo valore aggiunto, perché non è assolutamente legato a un puro voler fare business, ok? Come si vedono in giro, cioè tu raccogli la differenza. Per noi è importante riuscire a trovare quel qualcosa che comunichi diciamo, l'essere contenuto all'interno del cofano, è diverso, e questo è quello in cui io credo. E quindi poi diciamo siamo partiti, abbiamo realizzato il primo cofano, abbiamo dipinto con i girasoli di Van Gogh. E adesso ci arriviamo, li abbiamo visti, tra l'altro premessa, li abbiamo visti poco fa, stiamo girando appunto una serie di speciali. Di come appunto fatti dipinti così vediamo che un attimino la parte. E questi cofani di Van Gogh è stata la prima in assoluto? Questa è stata la prima, sì, con i girasoli di Van Gogh, quindi completamente dipinta a mano. E questi rappresentavano un po', forse era una decorazione legata a qualcuno che potesse amare l'arte. Ecco, quando è stata creata questa, quando l'ho dipinta, ho pensato a questo. A volte da questi girasoli bellissimi che possono essere comunque l'espressione di una certa predisposizione, di una passione per l'arte. Poi se si pensa, ci si confronta, si condivide. E nascono altre idee, quindi qualcosa di più classico, che possono essere dei fiori stilizzati, e poi c'è stata invece un'altra idea che è stato lo spartito musicale. E lo spartito musicale che poi è stata anche utilizzata. E è successo questo, allora abbiamo creato questi cofani e poi abbiamo ovviamente iniziato a pubblicare le foto su Facebook. Ecco, per capire quanti tipi ce n'erano Quattro intanto ecco. eravamo partiti con 4, sì. Da lì diciamo un'onoranze funebri di Vicenza che è Arcangelo Gino, che è un concessionario insomma, che poi le rivende, e ci ha contattato perché aveva visto mi ha contattata perché aveva visto questi cofani e appunto ha avuto modo di inserirli poi nel suo ufficio, insomma, nella sua esposizione. E fatalità, il cofano decorato con lo spartito musicale è stato scelto da una famiglia, da una sorella, perché purtroppo è venuto a mancare il fratello che era un musicista. E devo dire che quando sono arrivate le foto, io ho i brividi, ci penso perché è bellissimo questo, mi emoziona ogni volta, quando sono arrivate le foto del funerale di questo, cioè sapere che lì dentro c'era una persona, un musicista, tra l'altro che suonava, faceva cover di Ligabue, e quindi lui, i genitori, la famiglia, la sorella ha scelto questo cofano e quindi ha reso omaggio alla vita. Era proprio riuscire a raggiungere l'obiettivo, e quindi non apparenza, non c'entra niente con l'apparenza, è proprio il voler rappresentare la vita di quella persona, e questa è la meraviglia, con il rispetto per il dolore, però questo è anche un modo per
diciamo per affrontare il passaggio da una cosa che purtroppo è inevitabile. Nel pieno rispetto. Nel pieno rispetto. E nel pieno rispetto anche noi dei tempi, una Sì. piccola interruzione e tra poco riprendiamo nuovamente con Deborah Basei, qui a 7 in punto. Torniamo in studio con 7 in punto, torniamo in studio con Deborah Basei per capire, prima di proseguire nella sua descrizione, anche una curiosità abbastanza terreno, definiamola così sostanzialmente. Ma voi avete proposto, diceva prima, 4 tipi diversi di decorazione, diciamo, dei cofani. Non avete avuto richieste dirette in qualche modo di un tipo preciso di decorazione? Allora, anche perché dei tempi precisi penso che ci siano per poter decorare. certo, ci vuole un po' di tempo per essere decorato. Poi Quanto più o meno, per capire? dipende dal soggetto. Comunque ci sono, per esempio, i girasoli di Van Gogh, insomma, sono almeno 2 settimane di decorazione, piuttosto che magari le farfalle che possono avere 2 giorni o 2 giorni e mezzo, insomma, i tempi di asciugatura del materiale, anche se poi sono decorate una a una, quindi ci vuole tempo. Queste con le farfalle le stiamo vedendo in questo momento, insomma. Sì. E quindi diciamo ci vuole un po' di tempo. Poi l'idea intanto è stata lanciata in questo modo, poi è sottinteso che si può avere anche su commissione. Non nego che quando è stato pubblicato un po' l'immagine, la foto, quella del cofano personalizzato che ho fatto con i miei pagine di diario, poi qualcuno mi ha detto: ah, guarda che se dovesse succedermi io prima inizio a metterti da parte i materiali, tu me la fai decorata, ricordati le foto del mio cane. Ho detto va bene, sicuramente, questo per un sentire di questa signora che me l'ha chiesto. Sì. Adesso stiamo cercando di sviluppare, anzi è pronto, insomma, un progetto che ti permette di personalizzare il cofano in poco tempo con delle immagini anche personali, quindi sarà disponibile a breve e questo, insomma, ci permetterà poi in un futuro di avere tutti i cofani decorati con le passioni delle persone, quindi l'evidenza della personalità, crediamo. E in questi progetti più veloci, diciamo, nell'esecuzione, è sempre l'artista Deborah Basei o è l'equipe dell'artista? L'equipe, cioè, nel senso che lo faremo insieme, anche perché poi quando i progetti funzionano non bisogna organizzarci per tempo e strutturarci, insomma, quindi mi auguro anche che questo possa diventare un modo per aiutare delle persone a trovare lavoro, insomma, io me lo auguro. Chiaro, non è facilissimo, però non è neanche impossibile. Me lo dicevano quando sono partita con il riciclo 10 anni fa, adesso tutti fanno riciclo, quindi voglio dire, sono abituata. Se lo dico con rispetto, certo, sì, certo. Ecco. Chiudiamo la parentesi di queste invece, ci sono anche delle scritte, diciamo. Sì, allora ci sono dei cofani decorati con delle scritte, in questo caso è una poesia appunto che si intitola Morte non è niente e in sintesi dice: non piangere perché se non mi vedi io sono comunque qui, sono solamente dall'altra parte. E tra l'altro io ho preso ispirazione al funerale appunto di una persona che è mancata e sua moglie aveva letto questa poesia e quindi ho preso ispirazione per poterla reinterpretare sul cofano. E mi piace l'idea che qualcuno possa dire anche questo e quindi rasserenare il cuore delle persone che soffrono nel momento della scomparsa, insomma. Quindi andiamo sia dalla decorazione di fiori piuttosto che, ma anche delle scritte che possono far meditare le persone, ecco. E poi ci sono magari i cofani che forse non ci sono le immagini qui decorati semplicemente con i fiori, che è una scelta che si può fare perché magari mentre i fiori poi si buttano, qui in questo modo possono avvolgere per sempre le persone, insomma, che poi qualche cofano può essere, sì, qualche persona sceglie la cremazione o si sceglie di essere cremato, insomma, quindi poi ovviamente tutto viene bruciato, ma comunque. E ci sono appunto qua i questi fiori. Sì, i fiori reinterpretati, ecco, in maniera abbastanza stilizzata, perché diventano un simbolo che accompagna, insomma, il proprio caro, ecco, così come le calle che possono sembrare la purezza. Quanto ha inciso la creatività di Deborah Basei e quanto invece ha inciso la richiesta del committente in qualche modo nell'applicazione dei vari tipi di disegno?
Diciamo che la creatività, diciamo che le persone comunque in genere mi danno abbastanza carta bianca e quindi sono contenta perché quello che sento nel cuore poi lo propongo e probabilmente proprio perché arriva dal cuore le persone lo colgono e, insomma, e poi le cose che faccio insomma possono anche piacere, ecco. È chiaro che poi ci si confronta, no? Perché ad esempio c'è qualcuno che ha l'esigenza di avere i fiori più curati nel dettaglio, per me invece possono rappresentare un simbolo nel loro colore, quindi non è che la rosa deve essere precisa, perché comunque se la vogliamo precisa la troviamo in natura, magari l'opera artistica non è detto che deve essere precisa, quindi poi ci sono i punti di vista. Diciamo che poi la forte creatività che ho spesso deve essere anche sintetizzata e quindi questo sì, però ad esempio anche il cofano dipinto con lo spartito musicale, ovviamente ho immaginato lo spartito che avvolgesse il cofano e sicuramente il risultato è più bello rispetto al fatto di vedere solo due note musicali, quindi ovvio questo intendo dire che la fantasia è abbastanza importante, la creatività, no? Perché comunque ti permette di fare delle cose più ricche, altrimenti sintetizzate diventa così banale, insomma. C'è stato un disegno invece al quale è stato detto no o sono passati tutti tranquillamente? No, diciamo che da stato detto no, non me ne vengono in mente. È chiaro che ovviamente quando trattiamo l'argomento disegni sono sempre disegni legati alle passioni, all'amore, alle cose belle della vita. Ci sono sicuramente abbiamo avuto modo di confrontarci poco tempo fa con un Oranzi, insomma, che diceva che ci possono essere delle richieste estreme, però assolutamente non vengono prese in considerazione. Così come ho avuto modo di confrontarmi con un parroco, mi ha detto bella l'idea, l'importante è che non ci siano delle immagini anche sulle prossime cofani che faremo appunto con le immagini che saranno personalizzate con le immagini. È chiaro che non devono esserci delle immagini poco decorose, assolutamente non è consentito, anche perché poi perché è così, cioè ovvio, insomma, è giusto che sia così, ecco, ecco questo quindi. Nei 2 minuti che mancano alla fine della trasmissione, capire, diceva prima, una cosa faccio, 37 ne penso. Sì. Diciamone almeno 3 se non facciamo spionaggio industriale. Cosa Sì. potrebbe essere una prossima azione di intervento nella creatività complessiva, non necessariamente in questo campo? Allora, prossimi progetti quindi? Sì. Allora, prossimi progetti miei, a parte questi, mi piace l'idea di poter parlare un attimo di Ricreiamo un Conegliano. Ecco, Ricreiamo un Conegliano che è un'iniziativa sostenuta dal Comune di Conegliano e da altre aziende partner del nostro progetto, dove nell'ambito della quale andiamo diciamo nelle scuole, nelle associazioni a condividere la nostra arte del riuso e quindi ci saranno sono dei corsi di ecodesign e riciclo creativo. Nell'ambito di questi di questi corsi nascono degli oggetti, ok? E questi oggetti verranno poi esposti a Palazzo Sarcinelli, che è un palazzo storico, insomma, sì, di Conegliano. Conegliano. Sì, ecco. E questo è bello perché condividiamo questo progetto sia con associazioni, con le scuole, come detto, anche con le case di riposo, per dire, piuttosto che l'associazione non vedenti. Quindi, come l'anno scorso abbiamo avuto un gruppo di persone che non vedono a, tra virgolette, vedere la nostra mostra, e quest'anno loro saranno partecipi con delle opere, quindi daremo vita a dei laboratori proprio per queste persone, perché anche loro in un certo modo vedono, e soprattutto la cosa bella, e sarà appunto una sorpresa, è il fatto che ci sarà un percorso, quindi noi che abbiamo la fortuna di vedere, diciamo, entreremo all'interno di un percorso creato da persone che non vedono e quindi potremo sentire, percepire, avere le sensazioni loro, no? Perché magari non ci si pensa, però ogni tanto mettersi in discussione con la realtà è una bella cosa, insomma. Il percorso, diciamo, che viene creato, viene stimolato da loro, proprio costruito letteralmente. Anche costruito, beh, sicuramente ci hanno dato lo stimolo. Giovanni Salvador, che è la persona con la quale mi sto confrontando
per questo progetto, mi ha dato lo stimolo per creare insomma, questo percorso, e poi lo costruiremo insieme a degli addetti, e quindi anche questa mattina mi sono confrontata con l'assessore, quindi all'interno di Palazzo Sarcinelli faremo questa cosa un po' particolare, e poi ci saranno anche delle opere create dai ragazzi non vedenti, ecco, e quindi lavoreremo con i materiali, con la sensazione del colore, e tirando fuori quelle che sono le loro potenzialità, la percezione del colore rispetto a noi, no? Perché sicuramente loro hanno sviluppato, le persone che non vedono sviluppano molto di più gli altri sensi, e quindi sia che sarà una mostra che prevede opere sia diciamo materiche, ma anche che nascono dall'udito. Cioè, pensa che queste persone grazie anche all'olfatto e all'udito riescono a riconoscere in che zona sono, che stagione siamo, e questo è giusto che venga condiviso con tutti, soprattutto con i ragazzi piccoli, con i ragazzi delle scuole, ecco. Chissà dunque che sia una mostra che abbia importanti fortune. Grazie dunque Deborah Basei, grazie per il suo intervento, buona giornata. Buona giornata, grazie. A voi invece tra poco con la seconda parte di 7 in punto.